Il secondo video del progetto Life VStore 2 descrive la strategia adottata per la gestione dell'acqua e la tecnologia impiegata per il monitoraggio delle risorse idriche e per la regolazione del sistema idraulico. Si tratta degli aspetti innovativi del progetto che conferiscono all'iniziativa un carattere pilota e dimostrativo. Tutto parte dalla valutazione della qualità dell'acqua, come ci spiega Adriano Battilani. La qualità dell'acqua in queste zone dove spesso l'infiltrazione di acqua salmastra o salata dal mare riesce ad inquinare le acque come quelle del canale alle mie spalle, rendendole non adatte all'irrigazione o all'uso agricolo, è molto importante. Il progetto WaterStore 2 mira a una gestione dinamica delle acque all'interno di questo comprensorio agricolo in modo da aumentarne la qualità in generale attraverso una gestione della salinità dei suoli. Il sistema di gestione delle acque proposto dal progetto Life VStore 2 è basato su 4 fasi principali: l'infiltrazione, il lavaggio dei terreni, l'accumulo e il ricircolo. Durante la fase di infiltrazione le acque delle piogge penetrano i primi strati di terreno. Queste acque sciolgono i sali all'interno del terreno, rendendoli mobili per poi allontanarli attraverso il sistema di drenaggio dei nostri canali di bonifica. In presenza di piogge, l'infiltrazione può proseguire fintanto che il terreno non raggiunge la capacità di campo, ossia la massima quantità d'acqua per unità di volume prima che inizi la percolazione verso gli strati più profondi. Superata la capacità di campo, l'ulteriore acqua piovana che cade sui terreni confluisce nelle scoline e da queste al canale Sbregavalle, che costituisce l'asse portante del sistema idraulico di Valle Vecchia. Durante questo percorso, l'acqua scioglie una parte dei sali accumulati nei terreni, che quindi si raccolgono nel canale Sbregavalle. Se la concentrazione di sali supera una determinata soglia, tale da rendere l'acqua inadatta alla coltivazione, essa viene dirottata dal canale Sbregavalle verso l'esterno del sistema idraulico di Valle Vecchia, attraverso un sostegno. Questo processo consente un vero e proprio lavaggio dei terreni. Se invece la salinità dell'acqua è su livelli tali da renderla adatta all'irrigazione, essa viene convogliata mediante un sistema di pompe al grande bacino di stoccaggio della capacità di 160.000 metri cubi. Questo processo consente l'accumulo di acqua che potrà successivamente essere impiegata per fini irrigui. Le acque del bacino possono essere utilizzate per irrigare le coltivazioni, ma possono anche essere impiegate per l'operazione di ricircolo. In questo caso, esse vengono distribuite nuovamente sugli appezzamenti attraverso le canalette irrigue, allo scopo di dilavare le acque salse accumulate nei traversanti. La strategia di gestione delle risorse idriche proposta dal progetto VStore 2 prevede quindi la possibilità di indirizzare i flussi sulla base della quantità di acqua presente e del contenuto in sali. Per fare questo occorre un sofisticato sistema di controllo automatico e gestione remota dei manufatti idraulici, come ci racconta Marco Bonato. Il sistema di telecontrollo presente a Valle Vecchia consente di poter registrare in modo automatico dati relativi alla qualità delle acque e dei terreni presenti nell'area. Attraverso precisi algoritmi elaborati dal progetto Life VStore 2, il sistema è in grado di interpretare automaticamente i dati raccolti dai sensori e dai piezometri. Lo stesso sistema è inoltre in grado di comandare automaticamente le chiaviche per gestire le acque disponibili, allo scopo di massimizzare la produttività agronomica dei terreni. La rete capillare di sensori e piezometri permette di ottenere una fotografia precisa della situazione idrica nei singoli appezzamenti.
Analogamente, la disposizione delle chiaviche e delle pompe rende possibile effettuare delle regolazioni calibrate in funzione della situazione esistente nelle singole porzioni aziendali, permettendo la gestione ottimale della risorsa idrica. Il sistema inoltre consente di poter gestire direttamente dal centro aziendale tutte le manovre idrauliche della zona. L'azienda Valle Vecchia dal punto di vista della telefonia è mal servita, pertanto è stato predisposto un sistema di comunicazione Wi-Fi e satellitare per poter trasmettere i dati. Questo, unito al sistema di telecontrollo, permette di poter gestire l'area anche quando non è presente il personale, come il fine settimana o durante la notte. Grazie a questo complesso ed efficace sistema sviluppato dal progetto VSTOR 2, abbiamo quindi capito che è possibile gestire al meglio l'acqua dolce nelle aree marino-costiere, in maniera da contrastare l'aumento di salinità dei suoli e addirittura favorire il loro dilavamento. Le moderne tecnologie informatiche applicate al controllo dei manufatti idraulici permettono di automatizzare la gestione dell'acqua, ma anche di sfruttare in maniera ottimale la risorsa idrica, al fine di esaltare la fertilità naturale dei suoli e attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici.